praticamente è una mostra che si muove in due piani, no? Il primo piano ha tutte le vignette, ha molte vignette, tutte col tema dell'ambiente, mentre il secondo piano è una concentrazione di originali piuttosto interessante. Ci sono anche degli originali della Pimpa e poi ci sono moltissimi animali, quelli estinti, quelli inventati, quelli mai esistiti, e sono tutte cose che alleggeriscono, se vogliamo, in un certo senso. Il secondo piano alleggerisce il primo piano, perché il primo piano ci sono molte verità su di noi, porta via molto tempo la lettura, anche perché poi ci si accorge che certe cose che erano state disegnate, editate, pensate e scritte nel 74 non distano di molto da quelle che sono del 2023, e che vuol dire che in questa cosa qui c'è una frase di Altan che è veramente tragica in un certo senso, che dice lui che se lui stesso si rende conto, si accorge che certe cose sono ancora attuali, ma dice il merito non è mio, è delle cose che non cambiano, per cui ribalta la cosa dicendo sì, io non c'entro niente, sono le cose che non cambiano. Allora, parlavo di questi che sono proprio dei divertimenti, anche, e non sono lavoro. Qui si percepisce che uno si diverte mentre lavora. Quando si fanno delle domande ad Altan sulla Pimpa, è come se lui, in un certo senso, attraverso la Pimpa espiasse tutte le cattiverie che ci dice con le sue vignette, no? Cattiverie, intendiamoci, verità. Si sente nelle mostre di Altan, si sentiva ridacchiare ogni tanto, ma mai si sentivano delle risate a pieno, no? È quasi una musica, no? Nelle mostre di Altan c'è questa situazione, però diciamo che la situazione più innocente, più leggera, eccetera, ce la regala lei, ce la regala la Pimpa, che è anche per lui una sorpresa. Il prossimo anno compie 50 anni la Pimpa, per cui è decisamente una sorpresa che ci siano così tante generazioni, ed è una cosa che oltretutto mette tutto tranquillo, no? Perché chiaramente un personaggio come Altan è un personaggio divisivo, è percepito politicamente di uno schieramento, in realtà lui è con la gente ed è con le persone, e si vede che è con i deboli, con le persone, e prende in giro i vizi di qualsiasi. L'unica cosa che salva appunto sono gli animali e i bambini. Stava facendo le foto per Altan, quindi gli ho detto di salutarlo da parte nostra.
Gli diciamo che ci è piaciuta la mostra, non glielo diciamo? Sì, È bella? Sì. è bellissima. Ok, perfetto. Tu cosa gli vuoi dire? Io sono contentissimo di venire qua la prima volta con voi a Antana a vedere immagini e come sono fatte i cartoni animati, adulti, bambini. E sì, mi piace tanto perché Sei contento? sono Ti contentissimo. fa pensare Fa pensare anche per i bambini in futuro nel futuro? e crescere piano piano e quando cresceranno un po' alla volta vedremo di vedere anche loro. Sì, ma come troveranno la terra? Bene o male? Cosa dice Male. Altan? Ecco, vedi? Allora Perché- abbiamo capito. Perché la terra è importante, sono contadini che lavorano, sono 24 ore e lavorano tutto il giorno, dalla mattina alla sera. E la tengono bene a terra? Sì. E allora dobbiamo tenerla bene, giusto? Quindi salutala e ringrazialo. Grazie di tutto, grazie del TAN. Grazie Altan. La mostra le è piaciuta? Moltissimo. Che sensazioni ha avuto? Lo conosceva bene anche nella storia? No, non lo conoscevo come l'ho conosciuto qua. Sono veramente contento di aver visto questo mondo, perché è un mondo, forse ce n'è anche più di un mondo, questi mondi creati da Altan, che è un grande maestro del disegno, ma più che del disegno, secondo me, infatti il ragionamento che facevo prima, sono tante arti applicate assieme, cioè la letteratura, il disegno, il giornalismo. Questo è quello che ha suscitato in me, cioè la competenza e la capacità di condensare tante arti dopo in dei lavori singoli, che poi anche qua, insomma, tanti assieme fanno delle storie raccontate in un modo molto schietto, molto diretto. E la cosa che mi piace molto anche è che non hanno tempo, perché abbiamo visto dei lavori di 30-40 anni fa con dei lavori odierni, sono tutti molto attuali. I grandi artisti hanno la capacità di essere sempre attuali, anche con lavori storici, e quindi complimenti per questa bella mostra. Io faccio sculture in ceramica, in terracotta, nelle quali creo dei mondi che raccontano delle storie all'interno, e qua ho trovato delle bellissime storie raccontate in un modo molto, molto forte, molto diretto. Grazie. E raccogliete le fragole se li trovate. Vado al lavoro. Ci vediamo stasera. Oh.